Spettacolare incidente a Marostica che ha coinvolto una motociclista che è rimasta ferita lungo la SP72 a Pradipaldo di Marostica. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una motociclista caduta e poi sbalzata fuori strada in un dirupo a 6 metri sotto il piano della strada del nono tornante. La caduta della donna, che faceva parte di un gruppo di altri motociclisti, è stata attenuata dalla presenza di vegetazione nel burrone. I pompieri, arrivati da Bassano del Grappa, con il personale SAF, Speleo Alpino Fluviale, hanno raggiunto la donna e le hanno prestato i primi soccorsi insieme ai sanitari del SUEM 118 che sono stati messi in sicurezza e calati vicino alla donna. La motociclista di nazionalità austriaca, dopo essere stata stabilizzata, è stata posizionata su una barella e calata per ulteriori 50 metri fino alla strada sottostante, dove era presente l'ambulanza che l'ha trasferita all'ospedale di Bassano del Grappa. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un paio d'ore.